Presso la prefettura di Agrigento si è svolta la prima riunione della cabina di regia istituita su impulso del comune di Agrigento in vista della manifestazione Agrigento Capitale della Cultura 2025. Al primo incontro di coordinamento e confronto sulla tematica in oggetto hanno partecipato alla presenza del Filippo Romano, del vice capo di gabinetto Magnano, del consigliere di prefettura Sardo, il sindaco del comune di Agrigento Miccichè, i dirigenti Mantione, avvocato Insalaco, Avenia, del comune di Agrigento, il presidente della Fondazione Agrigento 2025, dottor Minio, il dottor Albergoni, curatore del dossier e direttore generale della Fondazione Agrigento 2025, e alcuni membri del consiglio di amministrazione della su indicata fondazione. Lo scopo dell'attivazione della cabina di regia è di implementare le attività di coordinamento tra gli enti, le istituzioni coinvolte a vario titolo nella pianificazione ed organizzazione delle attività connesse con l'evento in parola. Nel corso di quest'ultimo primo incontro sono state anche definite le modalità, le tempistiche di trasferimento dal comune di Agrigento alla citata fondazione delle somme necessarie alla stessa per poter avviare la sua attività e realizzare la mission istituzionale già stabilite nella convenzione siglata tra i due enti. In questa sede il prefetto ha tenuto tra l'altro a sottolineare l'importanza del rapporto di collaborazione tra le parti interessate in un'ottica di fluidificazione e del percorso che accompagnerà Agrigento all'importante iniziativa patrocinata dal Ministero della Cultura.